È stata un'esperienza positiva, posso dire che tirando le somme di queste 7 settimane è stata un'esperienza buona. All'inizio eravamo un po', io e anche le colleghe, un po' diciamo in difficoltà con tutte le linee restrittive che dovevamo adottare. È stato faticoso sicuramente, ma ne è valsa la pena. Noi la difficoltà con bambini di realtà diverse non l'abbiamo notata, nel senso che la difficoltà è stata più che altro dettata dal fatto che i bimbi erano, diciamo, tra virgolette, chiusi da tanto tempo, questo sì. Riaprirsi alla società, allo stare insieme, inizialmente è stato un po' duro per loro, ecco, questo sì. Il fatto che venissero da paesi anche limitrofi a Cavaso e Possagno non è stato per noi difficile la gestione, assolutamente. Far rispettare le regole nel giro di una settimana quasi tutti hanno rispettato, anche sotto forma di gioco e di attività da noi create. È stato abbastanza, diciamo, semplice. Ovvio che la cosa più difficile per loro era non potersi abbracciare, non poter giocare tra i vari gruppi che sono stati creati. Questo sì, è stato difficile fino all'ultimo, ecco, devo dire la verità. Sicuramente questa esperienza fatta in collaborazione con il Comune di Cavaso è fondamentale per i ragazzi in primis, perché venendo da un periodo di clausura e di chiusura hanno avuto la possibilità di ritrovare i propri amici, di stare assieme, di rivivere quei momenti di socialità che sono fondamentali per la crescita dei ragazzi, appunto. Un ringraziamento enorme va a tutti gli operatori che si sono prestati in queste 7 settimane a dare il loro apporto per la ottima riuscita di questo centro estivo, che davvero è diventato un fiore all'occhiello per noi, è un qualcosa di importante. Sicuramente con l'amministrazione di Cavaso c'è un rapporto privilegiato, stiamo collaborando in maniera sinergica in tutto e per tutto. Abbiamo già messo assieme l'ufficio tecnico, adesso stiamo mettendo assieme, anzi abbiamo già messo assieme anche l'ufficio ragioneria, stiamo veramente unendo i due comuni dal punto di vista amministrativo, e questo è un merito che do alle due amministrazioni, che guardano al di là del campanile, al di là della propria identità, diciamo, che rimane fissa, però nel bene di tutti è giusto far sinergie e stare assieme. Stiamo lavorando anche assieme ai comuni di Monfumo e di Castelcucco per trovare ancora più ampia sinergia, cosa che per noi è fondamentale sicuramente per paesini piccoli come i nostri, per trovare quello che è un domani, un futuro più agevole e servizi migliori per i nostri cittadini. È fondamentale che le nuove generazioni appunto si frequentino e anzi condividano momenti educativi che sicuramente porteranno come frutto, ecco, una forma mentale più ampia, una forma mentale che porti a considerare, ecco, l'intero territorio come proprio, come deve essere, perché Possagno fa parte del patrimonio culturale anche di Cavaso e viceversa. Ecco, porto un esempio: alla costruzione del Tempio hanno partecipato le maestranze di Cavaso, alcuni materiali sono stati cavati nel comune di Cavaso, per dire. E tanto più adesso bisogna ragionare appunto in un'ottica, diciamo, di zona, in un'ottica di collaborazione profonda, perché solo così potremo reggere l'urto della crisi che stiamo toccando con mano. E difatti voglio unirmi ai ringraziamenti di Valerio, ai servizi sociali, perché hanno svolto un'opera e sono riuscite a realizzare un progetto che era fondamentale per le nostre comunità, proprio perché c'era una necessità profonda di sgravare prima di tutto le famiglie da un peso che si era creato col Covid-19 e soprattutto di dare un ambito ai ragazzi di poter ritrovare quella socialità che è essenziale per la loro età, e abbiamo visto che tutto è andato per il meglio. 7 splendide settimane che il sorriso di questi bimbi ci ha confermato aver raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Mi auguro di
poterlo riproporre con tutte le colleghe che sono passate, perché è stato un buon team di lavoro, ci siamo trovate bene. Devo dire la verità che sia per noi che per i bambini c'è un po' di tristezza nel terminare oggi, perché è stata un'esperienza veramente positiva.